Ciao Alessandro. Buongiorno Monica. Presentati, che formazione hai? Da quanto tempo fai questo lavoro? Sono Alessandro, laureato presso l'Università di Bari, faccio questo lavoro da 6 mesi. Ora lavoro agli ambulatori vaccinali di Legnago. Sono Monica, ho iniziato a lavorare nel 1984, prima come infermiera professionale e successivamente come assistente sanitaria. La mia carriera professionale è iniziata negli ambulatori vaccinali e da oltre 20 anni mi occupo della gestione delle malattie infettive. Descrivi questa professione. Dinamica, che si può spaziare in diversi ambiti, non è noioso e si ha un aggiornamento continuo. Interessante, stimolante, si hanno molti contatti con l'utenza. Perché hai scelto questo percorso professionale? Inizialmente l'ho scelto non conoscendo il ruolo, ho poi iniziato il percorso di studi e ho scoperto l'importanza della prevenzione e penso sia la base per il futuro. Io ho scelto questo percorso professionale perché ho potuto sperimentare sia la parte di cura del paziente quando ero infermiera, sia la parte preventiva quando ho iniziato a lavorare come assistente sanitaria. Qual è la cosa che non ti aspettavi di fare e che invece fai spesso o tutti i giorni? Le uscite sul territorio, ad esempio screenare i richiedenti asilo, fare promozione di corretti stili di vita durante manifestazioni o eventi organizzati dalla regione, dal comune o altri enti, ad esempio il Vivo Bene Experience o lo Sport Expo in Tour. Ogni giorno c'è una novità che riguarda le malattie infettive e si deve sempre essere aggiornati. Chikungunya autoctona, dengue, antivirus. Il tuo lavoro fa la differenza per le persone? In che modo? Se alla persona riesce a dare un'informazione completa, si può trasmettere l'importanza della vaccinazione, garantendo una buona copertura vaccinale che garantisce una minore probabilità di diffusione delle malattie. Il nostro lavoro è molto importante. Durante l'indagine, l'empatia e l'ascolto attivo con l'utente aiuta ad avere più informazioni possibili per tracciare i contatti o individuare il luogo dove si è propagata una malattia. Qual è la cosa più bella del lavorare in squadra? Aiutarsi l'un l'altro e confrontarsi. Sostenersi e confortarsi nei momenti di difficoltà. Come ti senti nel team? Mi sento ben voluto e accettato dal gruppo. Io mi sento un leader assertivo. Cosa rende preziosa la collaborazione tra generazioni diverse? In questi 6 mesi ho già imparato moltissimo. La sua esperienza mi dà sicurezza e so di poter contare su di lei. Essere più smart, social e mi aiuta ad essere in pari con le nuove generazioni. Cosa invidi all'altra generazione? Il bagaglio culturale. Io ho l'età. Che cosa fai per ricaricare le batterie? Lunghe passeggiate, sia a piedi che in bici, cucino e gioco a calcio. Ho la possibilità di scegliere cosa fare fuori dall'orario di lavoro. Parlo spesso di viaggi e mi piace organizzarne per me e per gli altri. Qual è un hobby che coltivi con passione? Giardinaggio. Leggo e viaggio. Qual è la tua pillola del buon umore quotidiana? Il caffè in compagnia. Il sorriso. Dove puoi arrivare partendo da qui? Potrei diventare coordinatore o dirigente. Io sono già arrivata. Dove ti vedi tra 5 anni? Ora voglio fare esperienza come assistente sanitario, però in futuro mi piacerebbe diventare coordinatore. Spero tanto alle Maldive, il mio posto del cuore. Convinci un tuo amico a fare il tuo stesso lavoro. Ogni giorno è una scoperta, è una professione molto richiesta, quindi appena laureato hai la possibilità di trovare lavoro. La medicina è una scienza in continuo divenire, per cui si impara giorno dopo giorno. È un lavoro che ti permette di avere la tua famiglia e di gestirla agevolmente. Caro collega. Saluta il tuo collega. Ciao! Ciao Quinn!